Presidente Zaia ha parlato di una filosofia che cambia in che direzione? Ma cambia nella direzione del miglioramento, va seguendo quella che è l'innovazione tecnologica, l'innovazione della scienza e di conseguenza la concentrazione di quelli che sono le cure per acuti in ospedali hub and spoke, una concentrazione che serve ad elevare quella che è la qualità delle cure e a migliorare la garanzia dei pazienti. È chiaro che avremo come contrappeso un miglioramento anche di quelle che sono le cure territoriali, con l'attivazione delle medicine di gruppo H24 7 su 7 nel giro di un paio d'anni, con i medici di medicina generale con i quali abbiamo raggiunto l'accordo il 31 maggio scorso, che servirà appunto funziona da filtro nei confronti dell'ospedale, ma gli ospedali di comunità che saranno gestiti appunto dai medici raggruppati serviranno anche a far svolgere quella che è la riabilitazione o a tenere in continuità il controllo delle cronicità sul territorio, quindi vicino a casa dei pazienti, in particolare dei pazienti fragili, dei nostri anziani. Quindi. Qual è il rapporto tra le risorse a disposizione e la nuova organizzazione dei servizi sanitari? Ma c'è un dato che è sintomatico, noi sappiamo che da Roma ci sono arrivati dei tagli lineari che varranno fino al 2015, a partire da quest'anno circa 1 miliardo in meno. Noi abbiamo reagito ancora un anno fa con l'approvazione del piano sociosanitario e adesso con l'attivazione dello stesso piano attraverso le schede con una razionalizzazione che non va a tagliare quelli che sono i servizi per i cittadini, ma va ad innovarli e a migliorarli, spostando sul territorio quelle che sono le cure e i servizi, perché intendiamoci bene, da 60 anni a questa parte siamo sempre stati abituati, il know-how ti diceva che tu dovevi andare all'ospedale per fare degli esami, per avere delle cure appropriate. Ora questi esami si possono fare anche sul territorio, presso gli ospedali di comunità, presso gli ambulatori multidisciplinari che saranno sempre all'interno delle medicine di gruppo e quindi ottenere le risposte che noi abbiamo cercato sino ad oggi solo ed esclusivamente in ospedale. Più vicino ai cittadini, più vicino al territorio, più vicino ai pazienti fragili, quindi ai nostri anziani. La lettura semplice dei dati fa vedere che alcune province, tipo Treviso, avrà 160 posti in più e Venezia per esempio 142 posti in meno. Vi aspettate in qualche modo proteste da parte dei dirigenti dell'Inps? Ma questi sono numeri, nel senso che sia il piano sociosanitario che è stato approvato in Consiglio lo scorso anno, che è la vera programmazione, le schede sono l'attivazione della programmazione, cioè si prende atto di quelli che sono i parametri approvati in Consiglio. Io direi che guardando i numeri si evince che per quanto riguarda Venezia e altre USL, quando si è arrivati a fare il pieno, diciamo, di posti letto per acuti, evidentemente completati con quelli territoriali, più di lì non si può andare. Evidentemente chi ha avuto un taglio aveva posti letto in più.